la sua scorta ormai a rotto di ghiaccio e non lo perdono di vista un attimo i bravissimi cavalieri Pietro Sandra e Emanuele Elfini. Bellissimi cavalli, avete visto come sono stati addobbati con le coccarde, con i 4 mori. Hanno speso tanto perché volevano fare naturalmente bella figura. Torre Sede naturalmente al centro con costume rosso di festa. Eccoli qua. Un po' indietro, però forse indietro. Queste volte disuniti, ecco, disuniti. E vi dicevo, ecco qua, Luigi Tocco, Torre Sanna e anche l'altro, bellissimi, 2 su 2, Torre Sanna, Luigi Tocco, cavalieri storici anche loro di Bonorva, di Seschiglia Bonorvese. E il presidente gli disse, quindi, mi dispiace, il capocorsa del Seschiglia 2016, Antonio Pulito. Questo era un piccolo aneddoto che vi volevo raccontare. Questi sono Mariano Monti, Salvatore Angelo. Questo è un aneddoto che vi volevo raccontare e non c'è niente di inventato, è proprio la storia di Antonio. Sarà il tempo, vediamo che José Faeda, Ignazio Ruggio, naturalmente non è facile riuscire a coordinare i cavalli con questa velocità, come potete vedere è un galoppo sfrenato, cavalli che comunque sono abituati a... Negli anni scorsi dietro Marocchino a destra Gianni Coccoli, Giovanni Angelo, bellissimi come sempre veloci, il cavallo grigio al centro fino a San Giovanni, molto belli cavalli, molto belli costumi, non poteva essere diversamente. Faccio delle dimensioni ai cavalli. Giuseppe Porchetto, Ivan Sanna, Dario Pittore. Dal nostro presidente alla partenza, infatti sono partiti velocissimi questi 3 cavalieri di Bonorva, Samuele Leonani, Daniele Pittore e Stefano Sassu. E tutto è pronto. E qua i costumi a festa che vuole girarsi e ci riesce. Mario Meloni, centrale girato, sorridente come sempre. Un applauso a questi grandi cavalieri di Bonorva, abile Scardelli de Sardegna. Che parteciperà alle pariglie di domani vi ricordo che abbiamo anche la corsa a Sischiglia che dà il nome alla manifestazione. Questi erano Mario Contini e Giuseppe Polia. E ancora Francesco Fresu. Lui è cappeggiata da Delfino Porco di Samassi. Eccoli qua i ragazzi di Bonorva, Francesco, Alberto e Graziano Fresu. Abbiamo trovato dei documenti scritti dei primi del Novecento e sono i primi acrobati. Te li ha regalato stanotte il cappello. Avete fatto anche... no. Attenzione, c'è stato qualche... non fa niente, vedrai che lo raggiungi. In effetti i tempi antichi a Bonorva, durante il cattedrale, Si faceva alguna cosa a inseguire il cavallo che c'era prima. il nostro autoressa è disponibile. L'anno scorso abbiamo venduto 300 scatole. Eccolo qua, Filippo De Rio che saluta Mino Secchi. Filippo De Rio, Mattia Unali che è esordiente anche lui. Comunque avete già capito. Eccoli qua, questi sono Alessandro Faenda e Tonino Pettori. Molto bene. Una pariglia tradizionale, come vi dicevo prima quando vi spiegavo la storia delle pariglie, le evoluzioni poi vi dicevo sono arrivate negli anni 20 con questo. Antonello Secchi, Marco Punto, Luca Sogiu. Antonello. E sono partiti questi due cavalieri di Bonorva, Nino Manca e Dario Childe. E tentano comunque
passati era l'occasione, ecco questa era l'ultima tornata, il modo per esibirsi, per farsi vedere, come vi raccontavano gli anziani del posto, era l'occasione carnevale per uscire con i cavalli bardati e con i costumi, con le maschere, per farsi vedere anche con i loro virtuosismi, i bravi cavalieri, anche farsi notare dalle loro fidanzate o dalle nuove, con la maschera, e facevano il giro delle case. Eccoli qua, sul nostro Ansone, il capocorsa, un applauso che le trovate a Sanimancuri, come si dice in genere dello Stato. Perché all'inizio era un po' quasi, quando ha visto il prete si è commosso naturalmente, giustamente, è normale alla sua età così giovane. Dicevo prima, no, abbiamo preso anche un altro elemento, sono rimasti da pariglia in famiglia, praticamente sono i due fratelli, uno indossa il costume giornaliero e l'altro il costume festivo, Antonello e Torresene. Hanno tentato un abbraccio, però ci deve essere qualcosa, è successo, forse hanno litigato perché Antonello si è... Vediamo chi sono così. Luigi Cocco e Cavaliere degli Occhi di Ghiaccio, Torre Sanna. Questa è una bella pariglia, vedete? Classica pariglia tradizionale, cavalli lanciati al galoppo e uniti fino alla fine con una... Del Presidente, cappello che ha regalato a More di Amano. Eccoli qua i pariglianti con costume di Bonorva. Mariano Puto, Andrea Cossu e Salvatore Angius. Sono talmente veloci che non riesco a leggervi un po' di storia. Dell'associazione Sistiglia che, come potete vedere, tante spese. Eccoli qua, un'altra bellissima pariglia, dovrebbe essere Giose Spaenda. Joseph Baeda, Ignazio Ruggio e Tore Nurra. E Joseph Baeda. Anche questi sono rimasti in due. Giovanni Angius, Pietro Manuchetto, bellissimi e velocissimi come sempre. Ciao. E molto bene per Giuseppe Porquetto, Guido Sanna e Dario Pittore. Giuseppe Porchetto, ripeto, Porchetto, non Porquetto. Samuele Unali, Daniel Pinto e Stefano Sasso. Non è bello così in diretta, eh? Applausi ragazzi, ma dovete applaudire a questi pazzi. Mario Meloni, Sandro Mura, Marco Paeta e Tonino Marcochedo. Piramide per questo gruppo di cavalieri bravissimi di Bonorva. Domani avremo anche il figlio Roberto con noi. Ed eccoli che sono partiti velocissimi con sempre Francesco Fresu, Alberto Rondelli, Graziano Fresu. Quarzo. Uraggi con i loro cavalli, Sweet, anche la gazzosa. Schweppes. Che insegue Mario Dettori e forse l'ha beccato alla fine. Eccolo qua. Pino Secchi con la sua telecamera e Mattia Unali. Naturalmente Mattia Unali alla sua prima uscita qui a Bonorva. Tanta gente ormai. Cosa è successo? Stop. Naturalmente stamattina eccolo qua che sono partiti Alessandro Paella e Tonino Dettori. Molto illuminata, classica Questa famiglia tradizionale.
Pino Manca e Dario Illo, Tamara e Bob Tocchi. ed eccolo qua Antonio e la sua scorta. Bellissime, vi ripeto ancora la bardatura di questi tre meravigliosi puro sangue. Ancora sono soli i fratelli Tore e Antonello Sene. Abbiamo perso il bambino per strada, ma forse lo ritroviamo. Tore e Antonello Senes, e ancora Luigi Cocco e Tore Sanna. Vi ricordo, eccoli qua, 2 su 2, e anche Luigi con la telecamera volante. Luigi Cocco, Tore Sanna, Bellissima pariglia fino a San Giovanni, molto bene, un applauso meritatissimo da un manto verde e blu. Eccoli qua i costumi di Orgoso, Mariano Putu, Andrea Tosso e Salvatore Angius. Sono in 4 parti, la figura del primo quarto delle spighe di grano d'oro. Questi erano Joseph e Ignazio Ruggio, simbolo dell'economia agricola del paese. l'occasione il padre di Antonio, se vuole fare la sfilata davanti, ecco Pietro Marocchetu e Giovanni Angius, molto bene di questi cavalieri. Fino alla fine una bella pariglia tradizionale. Come vi dicevo, il padre dello sposo, Angelo De Soissons, qui